Padova riparte con lo sport e dopo la delusione della cancellazione della maratona è pronto ad ospitare i campionati italiani assoluti di atletica leggera 2020 che tornano in città a 13 anni di distanza dall'edizione 2007 che all'epoca si era svolta allo stadio Euganeo. Il 28, 29 e 30 agosto il ristrutturato stadio Colbacchini dell'Arcella ospiterà l'edizione numero 110 della Kermesse tricolore. Evidentemente la sicurezza degli atleti, degli sportivi, degli spettatori va prima di ogni cosa, però ripartiamo alla grandissima con questo straordinario evento del weekend di fine agosto, 28, 29 e 30. Riportare i campionati italiani assoluti di atletica leggera a Padova è sicuramente un segnale meraviglioso per lo sport, un segnale per il nostro territorio, per la nostra città, soprattutto di ripartenza in questo momento. Un appuntamento di grande prestigio per la città, organizzato nonostante le difficoltà di questi mesi. Padova metterà in palio 34 titoli ed eleggerà anche i campioni italiani delle prove multiple. Il primo evento di richiamo nazionale, ma lasciatemi dire, visto gli attori che saranno in campo, di respiro internazionale per Padova, quindi una grande occasione sportiva ma anche per tutta la città per rivivere una sorta di rinascita dopo questo grave lockdown. Uno spettacolo che potrebbe vedere il ritorno del pubblico ad un evento sportivo. Collegato da Roma, il presidente della FIDAL, Alfio Giomi, ha annunciato che i vertici della federazione sono al lavoro per far partecipare in sicurezza il pubblico. Questa sarebbe la ciliegina, diciamo, sulla torta, perché ovviamente sarebbe una bellissima occasione per riportare gli spettatori nello stadio che rimane sempre vuoto anche nelle attuali manifestazioni che stiamo facendo, quindi sarebbe veramente una bella occasione.